Direttore, parliamo delle tante iniziative che in atto state realizzando, mi riferisco a Pxerunt, mi riferisco alle domeniche aperte, insomma non manca tanta carne al fuoco. Sì, è in corso questo workshop che si chiama Pxerunt sulle pitture parietali di epoca romana, un grande progetto che stiamo condividendo con 6 istituzioni universitarie di tutta Italia per focalizzare questo che è stato un tema non adeguatamente affrontato finora dal parco, ma che a partire dagli ultimi scavi che sono stati eseguiti al quartiere ellenistico romano dimostrano un grande valore e una loro confrontabilità con le altre realtà dello stesso periodo che magari sono state meglio studiate. Quindi il progetto prevede la creazione di un network di collaborazione con gli istituti e degli approfondimenti specifici per un'azione che vedrà anche la possibilità di catalogare non solo i reperti ma i contesti decorativi all'interno del domus per capire anche come si relazionavano nel circuito complessivo dell'arte romana nel Mediterraneo. Domeniche aperte alla valle? Sì, prosegue il progetto Domeniche al Parco, in questo caso ci saranno tante iniziative, alcune organizzate direttamente da Coop Culture e altre invece direttamente dal Parco, tra cui voglio ricordare un concerto all'interno del progetto Museo Musica Mito che consente al pubblico che vorrà non solo entrare gratuitamente per la visita del parco e del museo, ma anche di godere di attività musicali che rappresentano esempi più rappresentativi, più celebri del racconto del mondo classico attraverso la musica classica e la musica contemporanea. Ci sono anche aggiornamenti al Palacongressi con docenti di archeologia? Sì, è un altro progetto che prosegue, si chiama A come archeologia, che è all'interno del più vasto progetto di attività didattica del parco. In questo caso è rivolto ai docenti, stimolandoli a loro volta perché possano trasferire queste conoscenze ai loro discenti. È un appuntamento che ormai sta diventando classico, che prevede interventi di grandi studiosi, di grandi accademici che affrontano temi legati sia alla ricerca archeologica ma sia anche al modo di raccontare il patrimonio archeologico. Una notizia di qualche istante fa, il parco è secondo in tutta Italia per comunicazione via web. Sì, un altro bel risultato, devo dire in qualche modo inaspettato, cioè perché noi cerchiamo di fare del nostro meglio ma non in concorrenza con altri. Naturalmente il fatto che questo nostro lavoro sia stato studiato da specialisti e confrontato con tanti altri siti di livello nazionale ma anche internazionale, ponendoci al secondo posto a livello nazionale, per noi è un motivo intanto di orgoglio e naturalmente ci stimola anche ulteriormente perché vorremmo ambire anche ad essere i primi prossimamente.